Continuano le lamentele verso il pronto soccorso dell'ospedale di Agrigento dopo quanto successo alla giovane Loredana Guida che ha perso la vita per una cattiva accoglienza e una mancata conoscenza della malattia che aveva. Oggi è la volta di un bancario agrigentino molto noto in città, più per l'interesse che negli anni ha sempre avuto per il centro storico di Agrigento, credendo quotidianamente a una sua valorizzazione contro il totale abbandono. E Mario Gallo purtroppo è stato vittima della rapina avvenuta qualche giorno fa a Raffadali, alla Banca Sant'Angelo, e ha avuto per tale occasione una brutta esperienza che lo ha provato particolarmente, il contatto per oltre mezz'ora a tu per tu con i rapinatori che gli intimavano di aprire la cassaforte che è a tempo e minacciato anche di rubargli la collana d'oro al collo, lo ha particolarmente provato, tanto che la sua salute ne ha sofferto in malo modo. Così si è recato in ospedale al pronto soccorso, giusto quanto da lui scritto sul suo profilo, auspicando che ancora una volta la struttura ospedaliera agrigentina possa avere la sua giusta efficienza e essere citata più per i suoi meriti che demeriti. Lunedì, scrive Gallo nel suo profilo Facebook, dopo aver subito in banca una rapina durata 20 minuti, per lo stress subito con l'ambulanza mi hanno portato al pronto soccorso dell'ospedale di Agrigento. Infermieri e dottori nelle 20 ore trascorse per terra mi hanno dato tutta l'assistenza necessaria e li ringrazio, ma denuncio la mancanza assoluta di organizzazione del reparto. È vergognoso, scrive Gallo, avere in città un pronto soccorso che ci tratta da bestie del terzo mondo. Mi riservo di denunciare alla Procura della Repubblica quanto successo. La città non merita uno schifo simile. Gli agrigentini che hanno fatto di male per subire un trattamento del genere, riflettete Giurgintani, riflettete. Io ancora sto malissimo perché se da un lato ci sono i dottori, gli infermieri da elogiare, ci sono poi i dirigenti ospedalieri da denunciare. Il Consiglio Comunale, l'amministrazione e le associazioni che si occupano solo di denigrare Agrigento si occupano dei diritti del malato e della nostra dignità. Mi auguro che quello che io ho passato in quelle 20 ore non debba continuare ad accadere a nessun altro.